Anziano a chi? L'essere attivi non ha età e questo è il titolo che l'ANAP del Veneto ha voluto dare al suo appuntamento annuale che quest'anno si tiene a Villorba a Treviso, dove sono intervenuti oltre 200 soci da tutte e 7 le province del Veneto. Il tema è uno di quelli che si diventeranno fondamentali nel futuro, cioè l'incremento delle persone oltre 65 anni che stanno diventando la metà della popolazione del Veneto e il loro compito nella società. Sono persone, soprattutto quelle dell'ANAP, che sono abituate a lavorare, hanno fatto gli artigiani, ora si dedicano alla famiglia, ai servizi sociali, a iniziative di volontariato che oggi sono relegate in un ambito di volontariato, ma devono diventare una silver economy, cioè un impianto su cui l'economia e la società della regione e dell'Italia può contare per far funzionare le cose. Ci sono leggi europee, leggi italiane e anche una legge regionale che stanno arrivando per dare inquadramento e risorse ad un'attività che non sarà più quindi solo a spot, ma diventerà una vera e propria occupazione e che porterà ricchezza e valore aggiunto al welfare e alla società civile. L'ANAP da sempre, da tantissimi anni è impegnata nelle attività appunto per creare i presupposti di fare un invecchiamento attivo, perché diciamo che proprio l'ANAP, che sia un'espressione degli artigiani, nel suo DNA a quello del fare e soprattutto perché per noi è più fatica smettere che continuare, cioè vuol dire continuare a essere attivi, ancora a dare la possibilità di essere al servizio del prossimo, magari delle fasce più deboli, perché ci sono tante o i malati, perché le attività sono anche di volontariato, oltre a fare tutta l'attività interna che facciamo noi, perché facciamo i corsi di computer, facciamo corsi i corsi di informazione, facciamo anche attività sportive, sempre al nostro livello. I dati dicono che gli anziani sono destinati nei prossimi 30-40 anni a diventare forse la parte maggiore della popolazione del Veneto, addirittura quasi ad arrivare al 50%. Quindi è assolutamente necessario che loro diventino uno strumento economico anche, e a questo può aiutarvi delle leggi europee, italiane e regionali che stanno arrivando. Ecco perché siamo qui oggi, perché oggi appunto abbiamo l'onore e il piacere di avere qui l'assessore regionale, la Manuela Lanzarin, dei servizi sociali, che appunto ci verrà a spiegare le linee guida della legge che la Regione Veneto sta preparando. Noi vogliamo essere presenti, chiediamo questo, essere partecipi a questa legge, perché è molto importante. Basta pensare che qui nel Veneto in questo momento sono 1.300.000 gli ultra 65 anni, che però, dato che si vive di più, si vive meglio, la qualità della vita, la salute, insomma, che possono essere ancora attivi, no? in questo momento. Siamo già degli ammortizzatori sociali, perché basta vedere che nelle famiglie i nonni sono insostituibili dove ci sono, dove hanno la salute e dove possono, non solo dal punto di vista della presenza, ma anche dal punto di vista economico purtroppo, perché ci sono situazioni di disagio e i nonni sono quelli che se non sono presenti ci sono grosse difficoltà. Vi chiamano la Silver Economy e non a caso voi avete fatto una pubblicazione che presentate oggi dove racchiudete un po' tutte le attività che fa l'ANAP nell'invecchiamento attivo, ma soprattutto avete raccolto 14 casi, 2 per provincia, che sono solamente dei campioni, degli esempi di queste attività che vanno dal lavorare per la Chiesa a lavorare per le ASL, a lavorare per i malati, i rifugiati, quindi c'è un impegno attivo fortissimo e molto diffuso. Sì, siamo orgogliosi di preparare, di presentare questo libretto dove abbiamo degli esempi pratici, che questi è un minimo esempio di quello che è l'esercito che c'è dietro le spalle, che in maniera silenziosa tutti i giorni fa volontariato a qualsiasi livello, perché il volontariato sicuramente viene fatto per le fasce più deboli, però è un volontariato che di solito non fa rumore, non si sente, ma quello che è più importante. Io ne sono orgoglioso di fare parte, che anche il Veneto poi si distingue particolarmente su questo volontariato, diciamo che è tutta l'Italia che lo fa. Io auspico che questo buona volontà, questo volontariato che facciamo noi possa essere un'eredità che possano raccogliere anche le future generazioni.
Oggi dobbiamo affrontare nuove sfide e la sfida dell'invecchiamento attivo delle persone che diventano sempre più anziani, e quindi l'indice di invecchiamento, il welfare generativo, welfare di comunità, secondo welfare, sono tutte sfide insomma, che stiamo affrontando. Uno sicuramente di quelle principali è quella dell'anziano. Oggi i numeri ci dicono insomma, che gli anziani sono la percentuale maggiore e lo saranno anche domani. Da qui quindi il pensare all'anziano come un'opportunità, una risorsa, come un valore in più per la comunità, quindi non solo da un punto di vista sociale, culturale, ma anche diciamo, per essere partecipe di piccole cose all'interno di quel welfare partecipativo di cui parliamo. Quindi gli anziani che devono essere valorizzati, che devono essere inseriti in contesti anche protetti, che devono anche essere un veicolo di trasmissione rispetto alle generazioni, quindi penso anche a tutto quello che è lo scambio intergenerazionale, penso al ruolo del volontariato e quindi il problema che c'è con la rigenerazione del volontariato rispetto ai giovani, ma penso anche alle esperienze e saperi che possono mettere a disposizione per la collettività. La legge regionale dà un inquadramento, perché in realtà gli anziani già si occupano di tutte queste cose, serve però dargli un aiuto, un inquadramento giuridico, e ci saranno anche dei finanziamenti. Sì, la legge regionale serve per dare un inquadramento, noi prevediamo con la legge regionale di prevedere la consulta per l'invecchiamento attivo, quindi una consulta che vedrà partecipe tutte le parti sociali, tutti gli attori sociali, tutti gli stakeholder, compresa la regione. Prevediamo di mettere in cantiere un piano triennale per l'invecchiamento attivo che sarà varato dalla Giunta con parere della quinta commissione e poi approvato in Consiglio regionale, con quindi anche degli stanziamenti, un tavolo permanente tecnico che lavori e si occupi di queste tematiche. All'interno di questo ci sono sicuramente dei principi cardine, quindi che vanno appunto nella valorizzazione, nell'opportunità, nel coinvolgimento, nella partecipazione, ma anche che possono diventare un aiuto concreto appunto per quanto riguarda arrotondare, se vogliamo così, a volte insomma delle pensioni minime. Lo stiamo già facendo perché noi abbiamo una legge che è la legge sul servizio civile anziani che verrà incardinata in questo, perché vogliamo quindi alla fine avere una normativa complessiva e generale che già va in questa direzione, perché gli anziani tramite i comuni si possono mettere a disposizione per piccoli lavoretti nei parchi, nelle scuole, nelle biblioteche, cose di questo tipo. A livello nazionale però avete anche delle campagne bellissime che da anni seguite proprio per accompagnare ed aiutare l'attività sui territori su questo fronte. Sì, a livello nazionale posso proprio citarne due importantissime sull'Alzheimer, che facciamo tutti gli anni da tanti anni, a circa metà aprile, una giornata nazionale sull'Alzheimer, e abbiamo invitato tutte le province da un paio d'anni ad occuparsi di sicurezza, che ormai è diventato il cavallo di battaglia un po' su tutte le televisioni, tutti i giornali non fanno altro che parlare di sicurezza. Siamo stati antesignani da questo punto di vista, e noi siamo stati i primi ad inventarci questo, e poi in tanti ce l'hanno copiato, ma fortunatamente, in quanto finalmente il problema della sicurezza sulle persone anziane è una cosa veramente seria. Tutti i giorni succede in qualsiasi parte d'Italia, specialmente al nord dove c'è più ricchezza, ecco. È veramente uno scandalo che si continua in tutti i settori ad essere bersagliati da disonesti, da ladri e da farabutti, i quali naturalmente qualcheduno viene preso, ma in tempo reale viene anche lasciato andare, quindi ad un certo momento una denuncia forte e chiara nei confronti di chi ci comanda, ma non tanto della polizia, dei carabinieri o dei giudici. È la legge che è a meno, sono i legislatori che devono modificare le leggi affinché quando uno viene preso in flagranza ad un certo momento deve essere messo in galera, e se non è un italiano deve essere rispedito immediatamente al paese d'origine, dove deve scontare, e là lo scontano veramente, le pene. Cioè, non è più il paese di Bengodi, non ce lo possiamo più permettere queste cose qua a livello d'Italia, e qualcuno deve prendersi queste responsabilità, che non sono responsabilità dirette, ma sarebbe proprio il legislatore, che il suo compito è stato eletto per fare gli interessi dell'Italia e degli italiani, deve fare quello che deve fare. Sul discorso dell'invecchiamento e delle persone anziane e dei pensionati, ci sono milioni e milioni di pensionati, circa 6 milioni di pensionati che si occupano di volontariato, si occupano della famiglia, fanno
incominciano veramente a lavorare dopo essere andati in pensione, perché hanno i figli, hanno i nipoti. Adesso sappiamo benissimo che i nostri nipotini hanno 1000 cose da fare, ma hanno 1000 cose da fare perché i genitori possono, quindi i nostri figli possono contare sul nonno che li porta da una parte, li va a prendere dall'altra parte, cioè veramente è una cosa interessantissima. Noi come persone anziane, come nonni, siamo contentissimi di dare una mano ai nostri figli, ma nello stesso tempo, e questo è veramente il guaio grosso del nostro mondo, è che abbiamo delle pensioni che sono quelle che sono. Naturalmente sono rapportate, dobbiamo anche essere estremamente onesti, sono anche rapportate a quello che in vita attiva abbiamo pagato, ed è giusto che chi ha pagato venga remunerato, chi non ha pagato insomma abbia una pensione un po' più scadente. Certo non posso tollerare che chi ha più di 80 anni e quindi ha lavorato pagando le tasse che diceva lo Stato e l'INPS che diceva lo Stato e sono andati in pensione con 500 euro al mese. Questi proprio devono essere almeno portati a 700 euro al mese, perché è la pensione di dignità che la stessa Europa ci sta intimando da tanti anni. Anche da questo punto di vista ci sono gli 80 euro per tutti, quindi che ci costano decine di miliardi allo Stato, e quindi l'indebitamento pubblico che cresce ogni ora sempre di più, e non ci sono 2 soldini per delle persone che hanno fatto quest'Italia, perché noi possiamo dirlo molto, molto forte, molto chiaro, noi la nostra parte l'abbiamo fatta. E ci tengo anche a sottolineare, anche perché è sotto gli occhi di tutti in questi giorni, questi ultimi tempi, i dipendenti italiani sono il 52% sono dipendenti dalla piccola impresa, il 52% del PIL viene prodotto dalla piccola impresa, non è più l'industria che tira. Siamo noi ancora una volta, se per caso ce ne fosse stato bisogno, che siamo i primi sempre ad essere pronti a fare la nostra parte. Perché non ci viene riconosciuto? Perché i nostri governanti, ma partendo a livello di provincia, di regione, non tengono in considerazione questi passaggi? È quello che chiediamo, che chiedo fortemente in qualsiasi manifestazione, e approfitto anche questa della Regione Veneto che mi dà questa opportunità per dire forte e chiaro: svegliatevi. Noi lo siamo stati nei confronti del Paese, vorremmo continuare a essere, lo stiamo facendo col volontariato e essere a disposizione di tutti, ma non ci meritiamo questa classe politica. Professor Ferruccio Bresolin, lei è stato chiamato a questo incontro dell'ANAP come tecnico sui numeri, una presentazione sulla Silver Economy che dà uno spaccato di un esercito che sta arrivando e che deve essere impegnato perché è una risorsa oltre che un'opportunità. Sì, diciamo che il ruolo degli anziani in questa fase è naturalmente culturale, di solidarietà intergenerazionale, ma soprattutto di trasmissione di saperi, di conoscenze, di competenze. Però l'altro ruolo importante, che a mio avviso è quello che fa da sostegno alla crisi, cioè di supplenza a una carenza governativa, è questo impegno degli anziani a sostenere i giovani che vivono ancora in famiglia. In Italia le statistiche parlano di oltre il 60% di giovani sotto i 30 anni che vivono in famiglia. Non solo, ma notiamo una caduta della propensione al risparmio che era tipica di questa nostra gente anziana, parlo di quelli che erano produttivi negli anni '80, e questa caduta del risparmio è non solo perché le pensioni stanno riducendosi, ma soprattutto per il sostegno ai giovani. Quindi un duplice ruolo: sostegno ai giovani economico, sostegno ai giovani sul piano delle competenze e delle conoscenze, perché non dimentichiamo che il computer e l'economia digitale non basta a formare le nuove generazioni, soprattutto in quei mestieri come l'artigianato, in cui la manualità, il sapere consolidato, la trasmissione di conoscenze è fondamentale. Siete 14 persone che sono la punta dell'iceberg di un'attività incredibile, straordinaria, che gli anziani fanno ogni giorno nel volontariato, nel sentirsi attivi per dare una mano alla gente. Hanno dato titolo alla sua esperienza a lezione di vita dagli anziani. Ci racconta cosa fa? Sì, allora io sono stata appunto per 37 anni artigiana, per cui molto impegnata, sono abituata a essere sempre tanto impegnata. Avendo un po' più di tempo libero ho pensato di dedicarmi appunto agli anziani,
essendo che vicino al mio paese, ha aperto un centro sollievo dell'associazione AVMAD regionale veneta che assiste demenze senili iniziali, Alzheimer, persone che sono sì ammalate però sono ancora in casa, non sono in istituto, eccetera. E mi sto dedicando a questo con veramente molto piacere, ricevendo molto per quello che si dà. Sono stata formata, comunque siamo volontari formati, abbiamo fatto un corso all'ospedale di Vicenza con il geriatra, il psicologo, neuropsichiatra, eccetera, che ci hanno spiegato cosa vuol dire questa malattia, come rapportarci con queste persone, che comunque, ripeto, sono iniziali, per cui possono ancora parlano molto della loro giovinezza, ci raccontano, si aprono con noi, per cui è una cosa molto molto bella, tenera, e ci sentiamo anche, io personalmente mi rapporto con umiltà ovviamente e rispetto per queste persone che ci aprono veramente le loro menti e ci raccontano tante cose, insomma tante cose belle. Se dovesse parlare con un suo collega che non fa queste cose, per convincerlo cosa gli direbbe? Che appunto, come dicevo prima, si riceve più che quello che si dà. Si riceve perché ci si sente interattivi, si ha un rapporto con queste persone e si può imparare e pensare appunto che, speriamo di no, ma un domani magari possiamo anche noi averne bisogno, per cui cerchiamo di pensarci.